Buongiorno di nuovo in diretta con Focus TG, tanta cronaca anche oggi dalle nostre province. Vediamo uno dei fatti di cui ci occuperemo. Urta un'auto durante un sorpasso in via Castellana, esce di strada e si cappotta più volte, poi sbatte contro un muro ed è morto un 48enne sulla Castellana nei pressi di Asolo. Anzi torniamo ai furti in casa, l'ultimo colpo di una banda di 4 malviventi armati e mascherati che ha aggredito 2 anziani coniugi nella notte, li ha anche pestati. In mattinata ieri il ritrovamento dei cellulari delle vittime portati via dai banditi. Gino Albaldo arriva, scende dalla macchina, pronuncia solo poche parole: ho preso tante botte. Quelle che l'hanno fatto finire all'ospedale dopo la rapina subita in casa da lui, 86 anni, e dalla moglie Maria Boraldo, che di anni ne ha 81. Sono le 8 di sera, via Bianchi a Mogliano. Suonano al campanello, la porta è lontana dal cancello, gli anziani non sospettano nulla di male e aprono. Ma nell'abitazione fanno irruzione in 4, volti travisati, 2 impugnano una pistola. Li fanno sedere a forza sul divano, a Maria strappano la collanina d'oro dal collo, frugano dappertutto senza trovare altro. Prima di andarsene afferrano i cellulari dei 2 pensionati ritrovati a un centinaio di metri lungo la stradina sterrata. I carabinieri della stazione, che indagano insieme ai colleghi del NOR, li recuperano e li portano in caserma così da verificare eventuali impronte. Rapina dalla dinamica del tutto simile a quella messa a segno 3 settimane fa nella villa della famiglia Colombo a Selvana, non fosse che in quel caso i banditi si esprimevano con un accento dell'est. Questi sarebbero invece italiani e nella zona non nuova ai furti c'è sconcerto. Ho sentito l'ambulanza, però non ho visto i carabinieri. Dopo mia sorella mi ha detto che c'erano anche le auto dei carabinieri, non so. Li conosco perché andavo a passeggiare con il cane, insomma scambiavo sempre 2 parole, poi lui era apicoltore, io avevo un negozio di apicoltura, sì che ci conosciamo da tanto tempo. Mi dispiace proprio, guarda, non so. Mi dispiace, tra mesi sono venuti 2 o 3 volte. Una volta mi hanno portato via l'auto dentro qua e l'ho trovata a Mogliano. Io sono anziana, sì che sto attenta, ho i cani e chiudo tutto e sto attenta, è l'unica cosa. Le luci, fuori, è un brutto vivere purtroppo. Vediamo un altro titolo, un altro fatto di cronaca. Il vigile urbano, l'ex vigile urbano di Venezia Andrea Vescovo, che è in carcere per l'omicidio di Sergiu Tarna e protesta via Facebook. Sono stato incastrato. Adesso andiamo da Chiara Gaiani a Padova con il nostro operatore Cristian Roque Allende, perché domani ci saranno i funerali di Gianluca Benedetti, uno dei subacquei che sono morti alle Maldive. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. I funerali di Gianluca Benedetti si svolgeranno proprio qui dove ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende, nella parrocchia di Cristo Re a Padova, dove il 44enne era nato ed era cresciuto. Aveva vissuto vari momenti della giovinezza, aveva anche partecipato alla vita della comunità e ad un torneo che viene giocato qui e che peraltro inizierà proprio stasera, un torneo di palo, così si chiama, che infatti lo aveva reso anche molto noto, pensate, aveva vinto molte edizioni. Da qui era partito 7 anni fa per seguire la sua passione, lasciando un lavoro sicuro e dedicandosi proprio a quella che era stata la sua passione fin dall'inizio, ovvero le immersioni subacquee. Era capo spedizione il 14 maggio, quando si è verificato il tragico incidente che è costato la vita con Gianluca Benedetti ed altri 4 italiani, che sono per la precisione Monica Montefalcone con la figlia Giorgia Sommacal, Federico Guartieri e Muriel Odenino. Ricordiamo anche che durante le operazioni di recupero dei corpi ha perso la vita anche un subacqueo del Regno delle Maldive, Mohamed Maudi. Ecco, io vi lascio allora al servizio che abbiamo preparato questa mattina in redazione, poi ringrazio Cristian Roque Allende che è stato qui con me. La linea può tornare allo studio.
L'appuntamento è fissato per domani mattina alle 10, quando nella chiesa della parrocchia di Cristo Re a Padova si ritroveranno mamma Paola, i parenti e gli amici tutti, per dare l'addio a Gianluca Benedetti. Il subacqueo è morto durante un'escursione scientifica nell'atollo di Vaavu alle Maldive. 44 anni, Gianluca Benedetti aveva lasciato le sue sicurezze, un lavoro in banca e la sua famiglia per seguire la sua passione. Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano lavorava da 7 anni come istruttore e operation manager. A bordo della Duke of York era il capo spedizione. La tragedia si è consumata il 14 maggio, quando nel primo pomeriggio, ora locale, il personale di bordo aveva segnalato la mancata riemersione di 5 sub. Con Gianluca Benedetti erano scesi in una grotta pressoché inesplorata la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, con la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, biologo trentenne, e la ricercatrice Muriel Oddenino. Lunedì a Gallarate sono state eseguite le autopsie sui corpi e dopo è arrivato il nulla osta ai funerali della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e che ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nella quale si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. In questi giorni l'Italia sta dando il doloroso addio ai 5 sub. Ieri i funerali del più giovane della spedizione, Federico Gualtieri, oggi quelli della ricercatrice Muriel Oddenino, domani in forma privata quelli di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Nella chiesa di Cristo Re, dove Gianluca Benedetti era cresciuto, in tanti vorranno portare l'affetto della vicinanza a mamma Paola, che, chiusa e protetta nel dolore, attende di conoscere cosa sia accaduto in quel tragico 14 maggio. Grazie a Chiara Gaiani. Adesso andiamo in diretta a Venezia da Filippo Fois, perché ci sarà questa mattina il passaggio delle consegne tra Simone Venturini, nuovo sindaco di Venezia, e l'ex sindaco Luigi Brugnaro. A te Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Esatto, è proprio così, tra meno di mezz'ora al palazzo alle mie spalle, che è Ca' Farsetti, sede del Consiglio Comunale di Venezia, avverrà il passaggio di consegne ufficiale tra oramai ex sindaco uscente Luigi Brugnaro, che lascia dopo 11 anni di amministrazione della città, e il nuovo sindaco Simone Venturini, che come saprete è stato per 11 anni assessore nella giunta Brugnaro. Già un primo passaggio di consegne, un passaggio di testimone, seppur informale, era avvenuto l'altro giorno durante il Salone Nautico. Questa volta invece quello che vi faremo vedere tra circa mezz'ora è proprio il passaggio di consegne ufficiale. Naturalmente qui a Venezia si continua a parlare parecchio di queste elezioni, non solo dei risultati elettorali, soprattutto per quello che riguarda la sconfitta del centro-sinistra, ma anche per quello che riguarda la composizione della nuova giunta, la giunta che sarà guidata da Simone Venturini. Allora vediamo nel servizio di Ilaria Marchiori quali sono i nomi che stanno girando in queste ore. L'idea è rendere la macchina operativa il prima possibile, lavoreremo molto sulle competenze e a tutti chiederò un impegno senza risparmiarsi, perché davvero governare Venezia è un privilegio ma è anche un grande sacrificio. Su questi principi il sindaco Venturini costruirà la nuova giunta, come dichiarato all'indomani della vittoria ai nostri microfoni. Tra lunedì e martedì saranno nominati dunque assessori e consiglieri. Il posto di vice sindaco spetta a qualcuno di Fratelli d'Italia e, secondo il senatore veneziano e coordinatore regionale del partito Raffaele Speranzon, deve andare all'ex assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, la più votata del centrodestra. L'ultima parola però spetterà ovviamente a Venturini. In base all'accordo elettorale a Fratelli d'Italia spettano 4 assessori su 10 e 3 di questi verranno scelti tra gli eletti. Oltre a Zaccariotto, infatti, ce ne saranno altri 2, tra l'assessore uscente Maica Canton, Alessandro Scarpa Marta, secondo per numero di preferenze, Gianpietro Trabuio, per anni consigliere di municipalità a Favaro, e Silvia Peruzzo Meggetto. Il quarto posto potrebbe essere assegnato a qualcuno degli esclusi e potrebbe andare all'ex presidente di Insula Fabio Raschillà. 3 assessori invece alla lista civica di Venturini. Sembra certo che l'ex presidente del Consiglio Ermelinda Damiano prenda il testimone del sindaco alle politiche sociali. Favorito poi Matteo Senno per lo sport. E in ballo se la giocano Marco Bellato, ex presidente della municipalità di Favaro, l'ex assessore Paola Mar e la new entry Costanza Melchiorri. Ci sono però anche degli esterni su cui il sindaco potrebbe puntare, mentre Paolino Danna sembra destinato a diventare
diventare il presidente del Consiglio Comunale. La Lega avrà 2 assessori. Uno sarà Sebastiano Costalonga, che con ogni probabilità continuerà a tenere la delega al commercio. L'altro verrà scelto tra Giovanni Giusto e Riccardo Brunello. Poi c'è Monica Poli, Lady Pickpocket più votata della lista. Per quanto riguarda Forza Italia, sembra assodato che Michele Zuin terrà il bilancio del comune. Questi dunque i nomi che stanno girando in queste ore. Tra poco, direttore, vi richiederemo la linea per farvi assistere in diretta al passaggio di consegne. Se mi consente, io farei un'ultima considerazione prima di rivederci tra circa mezz'ora, e che le nomine per gli assessori rispecchiano quello che testimoniano quanto sia stato sorprendente il successo di Simone Venturini. Avete sentito quanti assessori devono andare o dovrebbero andare a Fratelli d'Italia secondo quelli che erano gli accordi preelettorali che poi sono stati completamente smentiti dai risultati, perché alla fine la lista di Venturini ha fatto circa il doppio rispetto a Fratelli d'Italia. Quindi questo per dire come il risultato abbia stupito tutti, sia a destra che a sinistra. Con questo direi che per ora possiamo restituire la linea. Grazie Filippo, non c'è dubbio, ricordiamo anche che il flop dei tanti sondaggisti che avevano previsto tutt'altro. Allora adesso purtroppo vi dobbiamo dar conto di un'altra tragedia sulla strada, un'auto che ha urtato un'altra vettura, è volata fuori strada, è finita contro un muro, è morto il conducente di 48 anni. Andiamo in diretta nei pressi di Asolo da Vanessa Banzato. A te Vanessa, con Renzo Rigon per la parte tecnica. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, purtroppo dobbiamo registrare l'ennesima vittima della strada. Ci troviamo lungo via Castellana, siamo a San Vito, a Casella d'Asolo, che è frazione appunto del comune d'Asolo, dove ieri sera attorno alle 10:30 ha perso la vita Giampaolo Rossi, un uomo di 48 anni che viveva a Fonte. Da una prima ricostruzione pare che il 48enne al volante della sua Opel Astra fosse diretto verso casa, quindi seguisse la direzione verso nord, quando avesse iniziato una manovra di sorpasso di un altro veicolo che era guidato da un giovane di 29 anni che vive a Castelcucco. Non si sa per quale motivo l'uomo avrebbe sbandato e sarebbe andato a collidere contro la fiancata sinistra della vettura che stava superando. Non si esclude che un altro mezzo stesse arrivando dalla parte opposta o che sia stato colto il 48enne da un malore. Fatto sta che l'auto è rimbalzata, si è capovolta più volte ed è finita nel fossato proprio a margine della strada. L'uomo è rimasto incastrato, ma ormai per lui non c'era più nulla da fare, perché quando i sanitari sono arrivati dopo un lunghissimo lavoro dei vigili del fuoco che sono giunti come appunto il corpo volontario di Asolo per cercare di far uscire la persona, disincastrare la persona dall'abitacolo, ormai per Giampaolo Rossi non c'era più nulla da fare. Tantissimo lo sconforto anche in paese, a Fonte dove viveva. L'uomo lavorava come tecnico, era addetto alla manutenzione appunto dei pozzetti nei pressi dei vari distributori di benzina, quindi era una persona molto conosciuta, un po' non soltanto a Fonte dove viveva, ma un po' in tutto il territorio. E ci troviamo tra l'altro lungo una strada che i residenti hanno definito killer, perché qua la gente, poi tra l'altro anche dalle immagini che sta registrando Renzo Rigon si può notare, forse perché vedono la telecamera rallentano un po', ma qua la gente corre davvero tanto. Adesso saranno i carabinieri che andranno a ricostruire l'intera dinamica per capire cosa davvero possa essere successo ieri sera. Entrambi i mezzi intanto sono stati posti sotto sequestro. Per il momento da Asolo è tutto, direttore, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato e Renzo Rigon. Suggerirei di non stare sul ciglio della strada, visto come purtroppo stanno andando le cose. Grazie comunque per questo aggiornamento. Oggi in regia ci sono Francesca Pezzo ed Edoardo Paris. Adesso torniamo sulla cronaca, vediamo un altro tentato furto, in questo caso in pieno giorno a Istrana.
sono entrati, hanno girato dappertutto, è una banda organizzata da quello che si è capito. Erano circa le 11:50 quando 4 individui descritti come grossi e completamente incappucciati sono entrati in azione in via Verdi a Distrana. I ladri, a bordo di una Seat Leon grigia già segnalata in altri colpi nella zona, hanno forzato gli ingressi dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari. Il padrone di casa, raggiunto telefonicamente grazie all'aiuto di una vicina, ci spiega quanto è successo. Hanno sfondato, messo fuori asse fuori della guida la vetrata e poi non sono riusciti a entrare di là, allora hanno scasinato il portoncino, sono entrati ma dopo 30 secondi è partito l'allarme. Un vicino di casa ha assistito alla scena senza però riuscire a reagire. Sono rimasto basito, mi sentivo inerme, avrebbe raccontato, spiegando di non essere nemmeno riuscito ad uscire di casa per urlare contro i malviventi. A interrompere il colpo è stato l'allarme dell'abitazione, 3 minuti di sirena che hanno convinto la banda a lasciare rapidamente la villa. I 4 sarebbero poi usciti con apparente tranquillità, allontanandosi a passo lento prima della fuga. Grande la rabbia del proprietario di casa che denuncia un crescente senso di insicurezza. Non solo in questa zona, a Paese, a Treviso, cioè, tutti ormai si ha paura di questa situazione. Io posso solo dire quello che tutti dicono, cioè sulla sicurezza tanti paroloni, ma di fatto cose concrete non si vedono. I proprietari hanno presentato denuncia ai carabinieri che stanno ora indagando sull'episodio per risalire ai responsabili. Abbiamo parlato dei continui furti nelle abitazioni anche ieri sera a Focus, tra gli altri ospiti Giustina Regnier, attrice, vicepresidente del 16° Reggimento. Sentiamo cosa ha detto. E scelgono anche fatalità le famiglie con degli anziani, quindi sanno benissimo dove andare, studiano il colpo e tutto quanto. Gli anziani ultimamente sono bersaglio di truffe, rapimenti, cioè rapine. Evidentemente siamo sempre un popolo sempre più anziano, siamo sempre più con l'età e siamo sempre più a rischio. Anche le truffe, ad esempio, quelli che telefonano, che dicono che il figlio, se è un incidente, che lasciano i soldi. C'è qualche anziano che poi al limite sono di insegnargli, sono di parlargli, reagisce bene e chiama addirittura le forze dell'ordine. Però purtroppo è un problema grave, anche questo è uno dei, purtroppo anche questo è uno dei nostri problemi. Però subire un furto in casa non è una cosa, è una cosa abbastanza devastante, anche perché magari torni a casa e trovi tutta la casa. Questa era Giustina Regnier ieri sera. Andiamo avanti con la cronaca. È un allenatore di calcio di una società dilettantistica del centro storico veneziano e 66enne agli arresti domiciliari per detenzione e scambio di materiale pedopornografico scoperto dalla polizia postale durante l'operazione delle scorse settimane. Sconcerto e sgomento tra i genitori della squadra. La società ha convocato una riunione con le famiglie coinvolte affidandosi a dei legali. Il presidente del Comitato Veneto Giuseppe Ruzza ha interpellato i dirigenti del club e li ha invitati a rivolgersi all'organismo preposto per la tutela dei minori. Ho trovato i dirigenti sconvolti, sorpresi, ovviamente dispiaciuti e molto preoccupati, ha detto Ruzza, che è il presidente del Comitato Veneto FIGC. Accusato di violenza sessuale su una minorenne, un 29enne di origini marocchine è stato arrestato e subito rimesso in libertà, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Venezia. È stato individuato ed arrestato dopo aver aggredito e palpeggiato una tredicenne. Il grave episodio è accaduto in un comune della Castellana lo scorso 7 maggio. Il GIP di Treviso aveva confermato la misura cautelare dell'arresto in carcere, ma il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza ed ha rimesso in libertà l'uomo. Per i giudici veneziani è sufficiente il semplice obbligo di firma. L'uomo, 29 anni di origine marocchina, ha incontrato casualmente la ragazzina in un parco pubblico. Lei era seduta su una panchina, lui le si è avvicinato
avvicinato, probabilmente alterato dall'uso di alcolici, e le ha strappato di mano il telefonino costringendolo a dargli il numero di telefono. Non solo, ma avrebbe effettuato una chiamata verso la propria utenza mobile per verificare se la tredicenne gli avesse detto la verità. Dopo aver immobilizzato la vittima, l'ha toccata all'interno coscia. Lei, terrorizzata, ha finto una chiamata chiedendo aiuto alla madre. A quel punto l'aggressore si è dato la fuga. La sera il padre della minore si è presentato dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari dell'Arma hanno individuato il 29enne nei pressi di un sottopasso dove stava tentando di nascondersi. Fermato, ha rifiutato di fornire le proprie generalità. Solido, secondo i magistrati trevigiani, il quadro indiziario a carico del 29enne. La testimonianza della tredicenne è risultata subito precisa sia nella descrizione dei dettagli dell'abbigliamento dell'aggressore sia per il riscontro oggettivo del numero di telefono rimasto registrato sul cellulare della ragazza. Fra l'altro è stato ravvisato il pericolo di fuga del 29enne irregolare nel territorio italiano e senza una fissa dimora stabile. Per questo la decisione della misura cautelare in carcere, ordinanza ora annullata. Servizio di Daniela Sizia, e tra poco andremo anche a collegarci con Marta Marangon dalla Sanità, dalla Cafoncello, perché è stata indetta improvvisamente una conferenza stampa. Sembra che si parli, si diano notizie su casi di rabbia e conseguenti vaccinazioni. Vi daremo tutti i particolari tra un po', ma intanto torniamo alla politica, andiamo da Luisa Bertini e da Simone Squarcina, perché il nuovo sindaco di Arzignano ha detto i nomi, ecco i nomi della nuova giunta, dovremmo saperli adesso. A te Luisa. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno al neo sindaco Riccardo Masiero, e i nomi ce li abbiamo perché sono stati appena annunciati: Giovanni Lovato, Andrea Pellizzari, Chiara Pace, Anna Sartori, Mario Zuffellato, una giunta che raccoglie nomi noti della politica locale e provinciale, così come new entry. Insomma, facciamo un attimo una panoramica dei intanto nomi già conosciuti. Beh, innanzitutto diciamo che abbiamo ho nominato la giunta in tempi davvero record, e questo dimostra la compattezza del gruppo, della coalizione che mi sostiene. Abbiamo figure che io definisco storiche. Mi viene in mente Giovanni Lovato, che tra l'altro ricoprirà il ruolo di vice sindaco, e un'altra figura storica è quella di Andrea Pellizzari, figura storica del partito di Forza Italia. Poi abbiamo due nuove entrate che sono Chiara Pace e Sartori Anna, e in un ultimo Mario Zuffellato, che ha già ricoperto il ruolo di consigliere comunale in questi anni. Ecco, tra l'altro molte deleghe andranno anche ai consiglieri. Sì, abbiamo previsto, ma lo faremo nella prima seduta di Consiglio Comunale, assegnerò a ciascuno degli 11 consiglieri comunali, escluso il Presidente del Consiglio che ovviamente ha un ruolo super partes, assegnerò una delega specifica a ciascuno dei consiglieri comunali. Direttore, volevi fare una domanda? Sì, grazie Luisa. Volevo chiedere al sindaco, che saluto e mi complimento per la sua elezione, com'è la situazione delle concerie, no? Il regno della concia, delle concerie, ma c'è crisi anche lì. Il regno della concia, delle concerie. Dal punto di vista anche dell'occupazione. C'è crisi anche qua. Anche dal punto di vista dell'occupazione, chiede il direttore come siamo messi qui con le concerie. Sì, guardi direttore, intanto buongiorno, è piacere di conoscerla. Il settore sta attraversando una crisi, io ho definito durante la campagna elettorale una crisi tra l'altro strutturale, non una crisi qualunque. Dobbiamo ripartire anche da questo punto di vista. Quando ho deciso di candidarmi ero consapevole anche di questa situazione, venendo tra l'altro io dallo stesso settore, del settore della concia. Però abbiamo le idee chiare, vogliamo affrontarla con concretezza, vogliamo dare sostegno all'imprenditoria e soprattutto vogliamo essere vicini ai lavoratori e alle lavoratrici affinché possano trovare sempre un collocamento lavorativo. Ecco, e poi Luisa, il richiamo di prima abbiamo che lei ha un'emergenza, Luisa. Sì. Scusa un attimo, dobbiamo andare a Treviso perché c'è una conferenza stampa sulla rabbia e successive vaccinazioni. Grazie, ringrazio molto il sindaco. Grazie a voi. Andiamo in diretta a Treviso, sentiamo.
Andiamo in diretta a Treviso. Niente, non riusciamo, ma vediamo se riusciamo. Vabbè, ditemi come... Ah, ce l'abbiamo, andiamo. Dall'animale stesso. Quindi ad oggi sono stati fatti i rintracci delle persone che hanno toccato l'animale sono soprattutto animali che lavoravano nelle cliniche, quindi le prime cure a questo animale che sono state fatte durante la notte. I rintracci riguardano proprio quelle persone, alcune il proprietario, le persone che erano state a contatto con il cane e con il proprietario. Il proprietario è sito in comune di Vittorio Veneto e vive appunto in questa zona e è una persona che ha una vita come tutti gli altri sociale e quindi con il suo cane si muoveva su un territorio abbastanza ridotto però all'interno del comune di Vittorio Veneto. Abbiamo rintracciato sia animali che persone e stiamo proseguendo con le attività di ricerca. Quindi è opportuno che ci sia una forte collaborazione con tutti nel evidenziare la presenza di possibili ulteriori contatti, anche se l'indagine è stata fatta molto accuratamente e dovremmo aver trovato praticamente tutti. Lasciamo la parola alla dottoressa De Benedictis, che è responsabile del centro di riferimento per la rabbia a livello nazionale. Grazie, buongiorno a tutti. 2 parole sulla malattia. La rabbia è una malattia virale, quindi è un virus che determina encefalite negli animali che vengono infettati. L'infezione avviene tramite un contatto molto stretto e la via preferenziale è il morso, quindi c'è un animale infetto che manifesta una sintomatologia spesso aggressiva, un'alterazione del comportamento e del carattere dell'animale stesso, può essere ad esempio un segnale di infezione in atto, ed elimina il virus tramite la saliva. Mordendo l'animale non infetto lo espone e quindi lo infetta. Ha un periodo purtroppo di incubazione abbastanza lungo, che può andare da un paio di settimane anche a diversi mesi. Ed è per questo infatti che appunto con i servizi veterinari dell'ASL i servizi veterinari stanno rintracciando i possibili anche animali esposti proprio per tenerli sotto osservazione per il periodo più a rischio per la possibile manifestazione della malattia. E purtroppo è presente in molte parti del mondo. Quindi Nord Africa, tutta l'Africa, il continente africano, è presente in Medio Oriente, ancora nella parte in Eurasia, quindi al di fuori della comunità europea, tutte le ex repubbliche sovietiche e chi più ne ha più ne metta fino ad arrivare proprio all'Asia. E per questo è anche molto importante che quando ci si reca in paesi endemici si sia a conoscenza del rischio di rabbia. In questi paesi è per lo più trasmessa da carnivori, ma in particolare dal cane, il cane domestico, che infatti per legge in Europa non può essere importato senza un'appropriata identificazione, profilassi vaccinale nello specifico per la malattia e un periodo di cosiddetta quarantena nel paese di origine, proprio che assicura che l'animale non sviluppi sintomi all'arrivo. Che altro devo dire? Non si trasmette da uomo a uomo, questa è anche una cosa molto importante perché l'uomo viene considerato il cosiddetto ospite spillover, quindi il virus fortunatamente non è un virus adattato epidemiologicamente all'uomo, ma in questo caso è adattato al cane, quindi si trasmette molto facilmente da cane a cane, meno facilmente in altre specie, quindi ad esempio il gatto, altre specie domestiche o selvatiche e quindi all'uomo, che però non è in grado a sua volta di trasmettere la malattia. Ecco,
adesso al dottor Bonsembiante, che è il nostro responsabile del servizio igiene e sanità pubblica, direi se ci spiega quello che è stato fatto a livello dell'identificazione dei contatti umani e quanti sono magari le persone che sono state identificate come contatti stretti. Una volta attivati dal servizio veterinario della nostra azienda per il caso sospetto di... forse, no, anche tutti e due. Okay. Una volta attivati dal servizio veterinario per il caso sospetto di rabbia, e tanto più visto che nel tardo pomeriggio c'è stata la conferma della rabbia, ci siamo mossi per organizzare le indagini sul territorio. Un'equipe si è recata nella casa del signora proprietaria del cane giovedì mattina e un'altra equipe si è recata nella clinica veterinaria che aveva preso il cane in cura. E chiaramente, come i colleghi dicevano, c'è un rischio per l'uomo se c'è un'esposizione ai secreti dell'animale o tanto più se una persona viene morsa, come è successo per la proprietaria. Ma solo in questo caso c'è un rischio. E ad esempio le ultime linee guida dicono anche che se uno accarezza un cane rapido non è un rischio. Quindi attenzione, non allarmiamoci eccessivamente rispetto a questa malattia per quanto riguarda l'uomo. Però sono state fatte le indagini, chiaramente nella clinica veterinaria un po' tutti erano venuti a contatto con i segreti del cane, per cui abbiamo per precauzione ritenuto che tutti gli operatori della clinica fossero soggetti a rischio. Allora questa era la notizia e ci torneremo ovviamente su un caso di rabbia e quindi conferenza stampa con chiarimenti su vaccinazione e profilassi. E intanto a Venezia il passaggio delle consegne in diretta tra il sindaco, l'ex sindaco ormai Luigi Brugnaro e il nuovo sindaco Simone Venturini. Eccoli insieme a Cafarsetti, sentiamo. Un momento per me emozionante, l'ultimo attimo in cui porto questa fascia, l'ho portato con tutta la dedizione e l'onore di cui sono capace e sinceramente sono molto felice di donarla a Simone, che davvero credo sia il miglior sindaco che la città può avere, sarà un grande sindaco. Dicevo a tutti i dirigenti del comune, a voi dico: continuate come avete fatto fino adesso, continuate con tanto lavoro, tanta passione, tanta competenza. Dobbiamo sviluppare, dovrete sviluppare i quadri all'interno dell'organizzazione. I dipendenti sono veramente sintonizzati come avete fatto, vedo il segretario comunale del comune, il segretario metropolitano, tutti i vertici delle nostre aziende partecipate. Ho chiesto che fossero presenti perché da oggi, da adesso, tra un minuto il tribunale appena finito. Allora interrompiamo un attimo il passaggio delle consegne Venturini-Brugnaro perché sono partiti adesso i girini, il Giro d'Italia che parte da Feltre per il tappone dolomitico. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani, a te Tiziana. Assieme alla prima cittadina di Feltre, Viviana Fusaro, siamo in largo Castaldi, nel cuore, ai piedi di Feltre, ai piedi della cittadella, ed è lì che si stanno dirigendo per arrivare al chilometro zero. Da lì di fatti inizierà ufficialmente la tappa, il tappone dolomitico del Giro d'Italia, 146 chilometri, Feltre, Alleghe, Piani di Pezzè, un tappone davvero voluto sul quale si è lavorato molto, ha lavorato moltissimo tutto
il territorio feltrino assieme alle comunità che praticamente accompagnano e che si incontrano lungo la strada per arrivare ad Allega, ai piedi del Civetta. È un percorso davvero strepitoso perché comprende tutti gli iconici passi delle Dolomiti. Si farà tanta fatica, il percorso è relativamente breve, ma davvero la gamba deve essere super allenata. La maglia rosa è appena sfilata davanti a noi, Vingegaard, e insomma vediamo come andrà nel pomeriggio, lo sapremo. Sappiamo che durante il percorso fra Sedico e fra Agordo e Alleghe sono assiepati davvero migliaia e migliaia di persone. Grazie Tiziana, per ora torniamo da Simone Venturini che ha già indossato la fascia tricolore che gli ha passato l'ormai ex sindaco Luigi Prugnaro. Sentiamo. Io oggi ricevo un comune meglio amministrato, ricevo un comune con meno debito, ricevo una macchina comunale più efficiente, ricevo una squadra di dirigenti, dipendenti, funzionari e manager delle partecipate capace. E davvero questo lo dobbiamo a tanti anni di impegno di Luigi e della sua squadra. Un ringraziamento particolare va al capo di gabinetto, il direttore generale Maurice Ceron, un ringraziamento particolare va al suo braccio destro Luca Zuin, a tutte le persone che hanno lavorato in tal senso. Io, come dicevo prima, oggi mi accingo a servire la mia città. Proprio l'idea del servizio è dentro e connaturata anche la scelta di candidarmi sindaco e di rinunciare ad altre strade forse più facili e meno in salita. Però questa scelta l'ho fatta davvero per amore della città in cui vivo, in cui sono nato, e per amore della città che vedrò amministrare per i prossimi 5 anni. Davvero la mia personalità, la mia anche in qualche modo vicinanza al territorio, ma sapendo che ho tanto da portare avanti, un'eredità importante che mi viene consegnata in termini di azioni, di investimenti che sono oggi in corso nel territorio, ma soprattutto sento il peso delle aspettative che i veneziani mi hanno consegnato in maniera così netta, così definita e così importante a me come candidato sindaco e alla coalizione che mi ha supportato e sostenuto, a cui va il mio ringraziamento. Vorrò essere il sindaco di tutti, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato, appunto perché l'idea del servizio prevede questo, e soprattutto vi garantisco l'impegno a tenere fede alle aspettative che ho ricevuto con questo voto e soprattutto alle tante speranze, richieste, istanze, sogni, fragilità che mi sono state proprio consegnate anche nelle mani da parte di tanti cittadini che ho incontrato in questi mesi di campagna elettorale. Quindi ecco, davvero farò di tutto per non deludere queste aspettative. Non sarà semplice, sarà impossibile accontentare tutti. Tutti mi chiedono i primi provvedimenti, le prime priorità, cosa farai, cosa non farai, la giunta, non la giunta. Ecco, oggi voglio solo dire che il primo impegno che mi prendo è lavorare ogni giorno per Venezia al massimo delle mie forze, al massimo delle mie capacità, con l'idea però che non è solo il sindaco ma è una grande squadra che si muove intorno al sindaco, e speriamo davvero che tutta la città remi nella stessa direzione. Venezia potrà essere ancora più grande se tutti insieme lavoriamo per lei, senza divisioni, senza valute inutili, con un unico scopo: far grande la nostra città. Quindi grazie di cuore davvero Luigi, grazie ai veneziani per la fiducia ricevuta, grazie alla squadra di questa grande comune di Venezia e città metropolitana che lavoreranno con me fianco a fianco nei prossimi 5 anni, e vi auguro davvero, ci auguriamo tutti davvero di fare una buona strada insieme. Grazie. Simone è diventato, oltre a essere il sindaco di Venezia, è diventato anche per legge anche il sindaco della città metropolitana. E quindi gli consegno in maniera simbolica la fascia della ex provincia, una città importante, 44 comuni, ben amministrata, qui ci sono anche i loro dirigenti, e grazie per il tuo impegno. In bocca al lupo anche a Carolina che dovrà assisterti, poi anche lei. Sappiamo davvero grazie per quello che fai. Questi impegni sono di un livello talmente... Allora, il passaggio delle consegne ormai è avvenuto. Torniamo a Treviso per un caso di rabbia, conferenza stampa al Cafoncello. Andiamo in diretta. Sono già
sotto controllo, e la profilassi è assolutamente sicura e fa sì che queste persone non si ammaleranno, quindi insomma, dopodiché la malattia non si trasmette da persona a persona. Quindi per quanto riguarda la salute umana, per fortuna siamo tranquilli, e grazie ai servizi veterinari e ai servizi medici che si sono attivati immediatamente per risolvere il problema. Resta un problema relativamente ai cani, perché ovviamente mentre alle persone è piuttosto facile chiedere ma hai avuto contatto con questo cane negli ultimi 10 giorni, perché il periodo di incubazione è 10 giorni, ovviamente chi ha un animale, un cane, e lo porta a passeggio, può non avere perfettamente presente con quanti cani il suo cane è venuto in contatto. Allora, ad oggi sono già stati identificati i cani sicuramente a contatto con questo cane, e anche questi sono sotto controllo e gestiti. Quello che noi abbiamo bisogno di sapere è se ci sono altri cani che nei 10 giorni precedenti al 25 maggio sono venuti a contatto stretto col cane, e quindi l'ASL diramerà una segnalazione identificando fotograficamente l'animale e chiedendo ai proprietari, diciamo, della zona frequentata da questo cane, che non è particolarmente ampia, di far presente all'ASL nel caso in cui il loro cane sia venuto, ripeto, a contatto stretto. Quindi non vuol dire aver frequentato lo stesso parco del cane, vuol dire aver giocato con il cane, aver avuto un contatto proprio diretto con l'animale malato. Quindi ecco, la cosa che è importante oggi raccomandare ai proprietari di cani, nel caso in cui riconoscano cani di giochi, diciamo, del loro cane, rivolgersi all'ASL, perché questo è fondamentale per la tutela della salute del cane e ovviamente anche del proprietario. Quindi insomma, ricordandoci che è una malattia importante e che quindi insomma è importante anche rivolgersi a chi la conosce e chi sa prendere le precauzioni giuste. Io direi che con questo abbiamo un po' fatto il quadro e siamo a disposizione per domande. Stiamo parlando. Sì. È un cane meticcio di media taglia, fulvo e bianco. Fulvo? Dopo mandiamo la foto. Sì. Dopo mandiamo la foto. Cioè, meticcio. Avrei un po' di domande, se posso. Un attimo che finiamo col sindaco, poi apriamo le domande. Allora, il sindaco di Vittorio Veneto, perché ci descrive il provvedimento che emanerà e anche magari se vuole delimitare la zona frequentata dal cane. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti. Io in premessa voglio ringraziare tutti coloro che stanno operando, dai vertici dell'ULSS all'Istituto Zooprofilattico del Veneto, e veramente grazie per il lavoro che state facendo. E ci terrei a sottolineare appunto che grazie, voglio dire, all'avviso che c'è stato, appunto il riconoscimento di questo cane malato attraverso appunto la clinica veterinaria, si è subito provveduto ad accertare il caso e a circoscrivere, diciamo, in modo preciso la situazione. Tutto quest'altro che stiamo mettendo in piedi è sinonimo di prevenzione, e quindi vorrei appunto rassicurare tutti quanti che appunto lo stiamo facendo proprio per un altro tasso di prevenzione, e come è classico farlo in quello che è il nostro paese, nell'Italia. Quindi ringrazio il sistema sanitario che è all'avanguardia rispetto a queste situazioni. Per quanto riguarda noi come comune, già da ieri con la dottoressa Schiavon, che è sempre rimasta perennemente all'interno del nostro comando di polizia locale, abbiamo predisposto quella che sarà l'ordinanza che uscirà nelle prossime ore, dove appunto grazie all'indicazione dei professionisti abbiamo deciso di far sì che i proprietari di cani vaccinino i loro animali, e naturalmente poi magari le informazioni rispetto a queste verranno date dalla dottoressa Schiavon. Cosa dire? E poi c'è questo discorso, voglio dire, del territorio appunto di Vittorio Veneto. Questo cane della zona di San Giacomo era
uso che andasse a passeggiare nel brolo del convento circoncense che c'è a Vittorio Veneto, però è una zona limitata, quindi voglio dire anche con poca frequentazione di animali. Ecco, io niente, mi fermo qui e ripeto, grazie per tutto quello che stiamo facendo, e vorrei anche rassicurare i cittadini, insomma anche la popolazione, che ripeto è una malattia da tenere sotto attenzione per quanto riguarda gli animali, ma insomma possiamo dire che proprio casi rarissimi colpiscono appunto le persone, ecco, quindi grazie. La proprietaria, come sta, visto per capire sia stata morsa dal cane ed è stata solo sottoposta a profilassi e basta? Il proprietario sta bene, è stato, ovviamente era stato morso e è stato sottoposto a immunizzazione, vaccinazione, sta bene. Cioè non è ricoverata? No. No, non serve ricordo. L'età del cane, se si può sapere, quando è entrato in Italia e se è entrato dopo aver sempre vissuto in Marocco o se era stanziale qui, è andata a farsi le vacanze in Marocco, è tornata, cioè com'è la dinamica degli spostamenti di questo cane? Sì, allora nasce in Marocco, viene introdotto in Italia, è arrivato il 5-6 di dicembre e poi è sempre rimasto a Vittorio Veneto. Era quindi cucciolo. Ha incubato per 5 mesi la malattia? Sì, è cucciolo, è nato ad ottobre. Ah, è un cucciolo quello? Sì, adesso non è entrato cucciolo. Non è più cucciolo, è questo. Era Non ho capito, scusate, è entrato quando in Italia? A dicembre. 5-6 dicembre. E l'ha spiegato la signora come l'ha preso in Marocco, nel senso è andata a fare un giro, l'ha portato a casa? È stato un parente che l'ha fatto, lei lo teneva solo. E una domanda, prima si accennava al fatto che importare animali è illegale, ci saranno conseguenze penali o amministrative per questa azione che è stata fatta da questa signora? Noi ci occupiamo dell'aspetto sanitario adesso. Chiediamo allora alla sindaca che è responsabile della polizia locale. Sì, allora per quello che posso dire al momento, cioè nel senso che cercheremo di capire naturalmente, ripeto, ricostruendo le varie fasi, e naturalmente io penso che sia doveroso, voglio dire, procedere nei Allora torniamo in studio, avete visto questa era la conferenza stampa al Cafoncello per un caso di rabbia trasmessa da un cane arrivato dal Marocco al proprietario che è stato morso. Non c'è pericolo, avete sentito, che venga passato la rabbia da un uomo ad un altro uomo, c'è però il rischio che altri cani possano essere contagiati e quindi c'è il controllo dei cani di questa zona di Vittorio Veneto e anche un allarme che però deve essere, in qualche modo non deve portare al panico, insomma non c'è la possibilità, soprattutto perché quest'uomo possa trasmettere la rabbia ad altri. Direi di chiudere qui questo capitolo, poi stasera nei nostri telegiornali vi daremo altri particolari. Adesso passiamo invece alla Electrolux. Abbiamo parlato molto degli stabilimenti, dello stabilimento di Susegana, 1700 licenziamenti complessivamente previsti e annunciati dalla multinazionale svedese, però non eravamo ancora andati a Porcia, lo stabilimento in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo Federico De Ros. Sì, buongiorno e ben ritrovati da Porcia, onorevole Ciriani. Oggi non è voluto mancare a questo nuovo sciopero da parte dei lavoratori. Da un lato abbiamo l'azienda che ha messo praticamente un muro, dall'altro le continue proteste da parte degli stessi lavoratori, non solo a Porcia ma anche negli altri stabilimenti del resto d'Italia. Ora si attenderà il tavolo del 15 giugno. E a che punto siamo secondo lei? Ma direi che siamo ancora in una fase di stallo. Il piano Electrolux è irricevibile e inaccettabile. Un'azienda seria di fronte ad una tempesta
e non abbandona la nave, ma al contrario mette in campo tutti gli strumenti possibili per garantire la continuità produttiva, la competitività e la tenuta occupazionale, quello che Electrolux non ha fatto non oggi ma negli ultimi anni. È vero, c'è una grande responsabilità europea, la parola Europa è stata usata troppo poco. Gran parte dei problemi di questo settore sono problemi europei, al pari dell'automotive, del cemento, dell'acciaio e di molti altri, e sono legati a regolamenti sbagliati che hanno un nome e un cognome, che hanno delle responsabilità anche di carattere politico e devono essere velocemente e radicalmente modificati. Il problema è il tempo che l'Europa ci mette per modificarli. Noi stiamo cercando di creare una maggioranza trasversale all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, quindi dei governi, per consentire di correre velocemente ai ripari. Occorre prendere tempo per cristallizzare la situazione e offrire all'intero settore elettrodomestico una serie di opportunità in modo tale da aiutare il comparto e dall'altra parte proteggerci da quella che è un'autentica invasione cinese, coreana, di altri paesi. Ma le condizioni per creare il mercato ottimale di importazione dalla Cina l'ha fatto l'Europa. E quindi, ripeto, la partita si gioca sì a Trieste, sì a Roma, ma soprattutto a Bruxelles. Questo spiega anche il dinamismo del nostro ministro Urso, che proprio ieri ha incontrato i suoi omologhi della Polonia, della Francia, della Germania, della Svezia, perché occorre una trasversale per dare la sveglia a chi continua a amministrare l'Europa in maniera ideologica, secondo una dottrina green che è suicida e che spalanca le porte ai nostri competitori, spazzando via la concorrenza europea. Onorevole Ciriani, grazie, è stato chiarissimo e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Ringraziamo ancora una volta l'onorevole Alessandro Ciriani. Per il momento da Porcia è tutto, a te in studio. Grazie Federico De Ros, torniamo a Venezia, sta parlando Luigi Brugnaro dopo il passaggio delle consegne, sentiamo. Devo dire, io do un giudizio alla fine molto positivo perché io la mattina leggevo già, mi sono perso sempre un'ora la mattina, leggevo i giornali, i 3 giornali principali più anche le testate di internet, poi guardavo i telegiornali o mi riferivano i telegiornali che venivano fatti. A me è servito perché misuravo, anche se in qualche caso il pezzo magari lo trovavo magari non proprio generoso, ma ci può stare, no? Evidentemente ognuno poi ha le sue idee, però mi è servito perché poi andavo a verificare se quelle cose erano effettivamente così e agivo di conseguenza per migliorarle, perché per me è stato un utile a gratis, sono stati utili consigli, per cui invito tutti a non tanto a bere tutto quello che viene detto, però sicuramente a andare a controllare, andare a verificare. Questo mi sembra corretto e giusto farlo. Senta, se invece c'è un consiglio che si sente di dare a Venturini, eventualmente quale? Un consiglio su tutti? No, direi che non serve perché si è già espresso lui. Ci deve mettere tutto se stesso, grande passione ce l'ha, perché io lo conosco bene. No, io non mi sento di dare consigli, quello di credere in se stesso, insomma. Lui ci mette la faccia e lui è giusto che decida. E lui nel bene e nel male farà cose giuste, farà qualche cosa, anche farà qualche errore, chi fa sbaglia sempre, se no non si farebbe niente. Però forse il metodo che ho iniziato, qualcuno l'ha un po' deriso dicendo che ho fatto il paron. Non ho fatto il paron, però sicuramente sono stato un decisionista, cioè alla fine, una volta che avevo sentito, ascoltato, decidevo, perché poi alla fine i cittadini guardavano me. Ecco, invito lui a fare lo stesso, a non guardare in faccia a nessuno e a pensare, come ha detto, ha dichiarato, lo ha sempre fatto, il bene della città, di tutti i cittadini. Questo penso sia la cosa che tutti auspichiamo. E il modello Venezia potrebbe diventare un modello nazionale, lo dico tante volte, penso che sarà così alla fine. Infatti ti chiedo questo, dal punto di vista politico, che lettura dà a queste elezioni amministrative con l'exploit di una lista civica? L'esploit dei cittadini che sono stanchi di dover decidere come decidono i partiti, che vogliono decidere liberamente, non gliene frega niente le indicazioni di voto che vengono date. Cioè, a Venezia almeno succede così, non è successo solo oggi, è successo anche in passato. Nella nostra storia questa città è una città libera. Chi discute, perché discute animatamente, lo sappiamo bene, però nessuno ha mai cercato di tarpare le ali alla discussione. Accettiamo il confronto. Io mi ricordo una volta, ero appena sino a Omega Sigadrio dal canale, mi sono fermato qua a barca, sono smontato, ho detto, cosa che ti vuoi ti? No, ho detto un'altra roba, ecco, bravo. Cioè, io non mi sono mai sottratto ai confronti, invito i politici, se vogliamo dare un segnale anche a Roma, ad accettare il confronto con i cittadini, a scendere in strada, magari anche accettare qualche fischio se necessario, ma a testa alta andare a spiegare alle persone direttamente quello che si sta facendo, perché questo paese ha bisogno di riacquistare la propria dignità, la propria forza nei confronti dell'Europa. Siamo troppo balbettanti, siamo troppo chiusi nelle stanze del potere o delle alleanze, poi ognuno lega quello che dico come vuole, ma nella realtà il cittadino deve essere ascoltato proprio in maniera diretta, molto più rapida. Le risposte devono arrivare subito, domani mattina. Non possiamo sempre parlare di piani, di progetti, roba. È chiaro che dobbiamo avere le visioni. Secondo voi non c'è una visione, però
noi dobbiamo anche mangiare tutti i giorni, dobbiamo trovare i posti di lavoro tutti i giorni, dobbiamo fare le bonifiche oggi, dobbiamo fare le scuole, i CP domani, non è che possiamo sempre rinviare ai grandi progetti del futuro. E questo i ragazzi, con questo riusciamo a recuperare i giovani, a farli sentire davvero protagonisti, cioè non soltanto perché continuiamo a riempirci la bocca, il futuro è il futuro. Dobbiamo votarli, dobbiamo dargli il potere, dobbiamo dargli la possibilità di sbagliare e dire che l'Italia è un luogo dove i giovani possono dirla loro, perché così abbiamo costruito il Veneto e così possiamo ricostruire l'Italia. Una lezione anche a livello nazionale? Assolutamente, assolutamente. Ma penso che l'abbiano capito, penso che l'abbiano capito. Non lo diranno mai, non lo accetteranno mai, ma gli è arrivata forte la tramvata, a questi e a quelli, a tutti e due. Allora gli è arrivata forte la tramvata, Luigi Brugnaro in diretta dopo il passaggio delle consegne a Simone Venturini. E vediamo la vicenda dei PFAS, la svolta nella questione miteni e nell'inquinamento che ha colpito una delle aree più vaste del Veneto. Il Consiglio di Stato conferma la linea del TAR, saranno infatti le multinazionali che hanno controllato le società di Trissino a dover sostenere la bonifica ambientale, un intervento da oltre 100 milioni di euro. Non solo la messa in sicurezza della falda, ma anche la bonifica vera e propria del terreno contaminato dai PFAS e soprattutto un principio destinato a pesare ben oltre il caso Miteni. Chi ha controllato e gestito l'azienda che poi inquina deve contribuire economicamente al risanamento ambientale. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Veneto ed ha stabilito che Mitsubishi Corporation, la lussemburghese International Chemical Investor Group ed Eni Rewind devono partecipare ai costi della bonifica del sito di Trissino, da cui per decenni si sono diffuse sostanze perfluoroalchiliche nelle province di Vicenza, Verona e Padova, contaminando 350.000 persone e appunto 3 territori. Un intervento gigantesco, stimato attorno ai 100 milioni di euro, che riguarda uno dei più gravi casi di contaminazione ambientali non solo in Italia ma nell'intera Europa. Secondo i giudici amministrativi, le multinazionali non possono limitarsi a sostenere di non avere responsabilità dirette. Il fatto di avere controllato o gestito lo stabilimento in precise fasi storiche comporta obblighi anche sul piano ambientale. Chi inquina deve bonificare. Nelle motivazioni il Consiglio di Stato richiama il principio europeo, rafforzando l'obbligo di intervenire non solo sulle opere immediate di contenimento, ma anche sulla bonifica integrale dell'area industriale. Sì, perché chi inquina paga. La decisione amministrativa si affianca al procedimento penale concluso nel 2025 con condanne pesanti per disastro ambientale e avvelenamento delle acque. Sul punto il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, spiega. Viene confermata la sentenza di primo grado e quindi l'individuazione dei responsabili dell'inquinamento per quanto riguarda la Miteni. Ora si tratta di definire con loro, che sono appunto stati definiti come i responsabili di questo percorso di inquinamento, quelli che saranno le pratiche di bonifica attraverso i maggiori esperti del settore e attraverso quelli che sono anche gli studi e le professionalità presenti in Regione Veneto, in ARPAV, in provincia di Vicenza e all'esterno. Si cercherà il percorso di bonifica, quello che è il progetto di bonifica migliore per l'area, e ci auguriamo quanto prima di poterlo presentare e di poterlo condividere con l'opinione pubblica. Servizio di Ivano Tolettini, andiamo in pubblicità qualche minuto, torniamo subito. Nuovo in diretta con Focus TG, una donna che dorme in macchina, 87 anni, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e questo è il caso invece di un padre e di un figlio in difficoltà che devono appunto trovare riparo nella loro vettura. Vediamo. Mi trovo in imbarazzo perché mi hanno sequestrato l'area dove lavoro e devo vivere in macchina.
perché la casa è dentro e non mi lasciano entrare. Il 76enne Franco Pierobon, residente a Onadifonte, sta vivendo una situazione di profondo disagio. Vive in macchina da 4 giorni, con lui il figlio Nicola, un quadro di grave fragilità materiale e psicologica, in seguito al sequestro dell'area, sulla quale si trova anche la sua abitazione, in via Castellana 13, da parte della Guardia di Finanza. I sigilli sono scattati per la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi, oggetto di demolizioni ritenute illegali, mentre Pierobon sostiene che fanno parte di un'attività regolare di import-export di parti di autoveicoli e motocicli. Della questione si occuperà il Tribunale di Treviso. Durante la perquisizione sono state rinvenute anche 48 cartucce da caccia calibro 12, 7 cartucce da Flaubert calibro 9 e un pugnale con lama di 22,5 cm. Il suo avvocato farà ricorso a riesame contro i sequestri che non consentono a padre e figlio di tornare in casa. Una situazione che si trascinerebbe da tempo e che non è mai stata regolarizzata. Nel frattempo, però, Pierobon... È da lunedì che dormo in macchina. Su quest'area io sono dal 79, perciò ho sempre lavorato là. Sto sistemando la cosa, ma siamo io e mio figlio. Abbiamo quattro mani, è una pensione a minima, perciò cosa fai con una pensione minima? Là prendevo qualcosa per poter pagare le bollette. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, dove attende di leggere le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello che non ha condannato nessuno per la morte di sua figlia avvenuta a scuola, un'altra storia davvero tremenda. La mamma di Penelope Corsaro si affida alla procura sperando che ricorra in Cassazione e chiede aiuto per la sua battaglia contro una giustizia che ha definito deludente. Di fatto nessuno è responsabile della morte di mia figlia. E penso che questa sentenza, oltre ad essere vergognosa, sia un pessimo esempio, ma veramente un pessimo esempio, e che tutti i genitori dovrebbero farsi veramente 2 pensieri al riguardo, in merito, perché questa sentenza parla da sé. È incredula e sconcertata Laura Libanetti, mamma della piccola Penelope, morta nel 2019 durante l'ora di catechismo a scuola a 7 anni, schiacciata sotto un'acqua santiera. La Corte d'Appello ha assolto padre Cocis, l'insegnante di catechismo che era stato condannato a 2 anni e 4 mesi in primo grado, e confermato l'assoluzione dell'allora dirigente scolastica dell'Uccelli, Sanna Maria Zilli. In sostanza, per la morte di Penelope non ci sono colpevoli. Una bambina di 7 anni che viene presa da una persona, portata in un posto dove non doveva essere, un posto peraltro chiuso a chiave, sotto sua scelta autonoma, senza aver chiesto autorizzazione a nessuno, e non è responsabile. Una dirigente scolastica che è a capo di tutto il sistema scolastico che non è responsabile. Quindi di fatto i bambini, i nostri bambini, la mia purtroppo non più, sono lasciati a scuola fondamentalmente a nessuno. Quindi io sono rimasta assolutamente basita, scioccata e non nego schifata a fronte di questa sentenza. Laura ora chiede il sostegno di chi possa aiutarla a continuare questa battaglia non solo per sua figlia, ma per la sicurezza a scuola di tutti i bambini. Per questo spero che tutti genitori e non, genitori, nonni o chi per loro veramente si faccia 2 domande e che combatta con me. Mi aiuti a combattere, mi aiuti a lottare contro la giustizia, perché se questa è la giustizia siamo veramente messi male.
A Udine caos nel centro città, un detenuto ha minacciato di impiccarsi salendo con un cappio al collo sul tetto di uno degli edifici della casa circondariale. Subito dopo nelle celle è esplosa la protesta. Con il gran caldo le condizioni sono diventate sempre più difficili. Sentiamo Francesco Pezzella. Detenuti incendiano lenzuola e stracci e battono con le mani e le stoviglie contro letti e grate urlando libertà. Ma questa è solo la seconda parte della mattinata turbolenta vissuta al carcere di Via Spalato a Udine. Tutto è iniziato quando intorno alle 11 un giovane detenuto nordafricano è salito sul tetto di uno degli edifici del penitenziario con un cappio intorno al collo, urlando e minacciando di suicidarsi, buttandosi di sotto o legando il cappio ad un comignolo. All'interno del carcere è intervenuta la polizia penitenziaria, mentre fuori i carabinieri del comando provinciale di Udine hanno cinturato il perimetro con le auto di servizio per evitare che nel caos qualcuno approfittasse per trovare una via di fuga. Pronti ad intervenire anche i vigili del fuoco con l'autoscala. Dopo meno di mezz'ora la prima emergenza è rientrata. Il detenuto è tornato autonomamente in cella. Ma all'improvviso gli agenti sono stati richiamati dalle urla che arrivavano dall'ala del carcere che dà su Via Zara, dove i detenuti hanno cominciato ad inscenare una protesta dando fuoco a stracci e lenzuola e battendo con le stoviglie contro qualsiasi cosa capitasse a tiro. Fuori alcuni parenti, in attesa dei previsti colloqui all'ora di pranzo con i detenuti, hanno dovuto attendere. Il carcere è stato chiuso a qualsiasi accesso. Il garante per i diritti dei detenuti, Andrea Sandra, ha raggiunto la struttura appena venuto a conoscenza del tentativo di suicidio. Il carcere di Udine è il primo in regione per sovraffollamento, siamo ormai prossimi al 200%. E chiaramente col caldo certe problematiche vengono fuori in maniera più netta, più chiara. I problemi aumentano, le persone dentro il carcere sono troppe e bisogna assolutamente fare qualche cosa per risolvere questo problema, ma non in prospettiva, bisogna farlo subito. La faida tra i clan di famiglie tunisine per il controllo dello spaccio a Venezia, dopo una primavera segnata da un'escalation di violenza, polizia e carabinieri hanno arrestato il quinto e ultimo ricercato. Prima l'accoltellamento in campo San Barnaba, poi il corpo di un giovane tunisino ritrovato nelle acque di un canale fino ad arrivare a risse con katane, coltelli e sprangate alle zattere. È stato arrestato l'ultimo dei 5 ricercati di origine tunisina che per tutta la primavera avevano tenuto sotto scacco la città lagunare. Faide tra famiglie per contendersi la leadership e il controllo della zona. Un'escalation di violenza che ha portato polizia e carabinieri in un'operazione congiunta a tracciare i profili di chi ha seminato il panico negli ultimi mesi. Si tratta del quinto e ultimo fermo nel giro di 10 giorni a Venezia. L'uomo, appartenente al clan tunisino Sacca, si trova ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio, lesioni aggravate, furto e rapina. Servizio di Eddie Kaliman, vediamo una doppia rissa a Treviso tra via Roma e Ponte San Martino e poi grida e colpi fino a tarda ora tra Piazzetta Giustiniani e la Riviera. Nel cuore della zona rossa residenti e commercianti sono esasperati e chiedono un presidio fisso e uomini in borghese. Lina Paronetto. E io ho sbagliato con te, io trovo qua al centro, con Ayub, con Bilal, per il giorno sono tutti e tre. A posto? Tarda sera, Piazzetta Giustiniani, a parlare a voce alta al telefono, seduto sui bidoni tra i sacchetti dell'immondizia, un soggetto che i residenti ritengono uno spacciatore abituale e che a qualcuno sta gridando "vi ammazzo tutti e tre". Tra qui e via Roma, cuore della zona rossa, serata di scazzottate, almeno un paio tra l'area dei Giardinetti e Ponte San Martino, e poi rumori, colpi con commercianti e residenti ormai al limite dell'esasperazione. Ci sono stati dei pestaggi sul primo ponte di fronte ad un motto locale qui della zona, tanto che alcuni clienti hanno abbandonato l'aperitivo che stavano facendo e si sono allontanati di gran fretta per paura. Ci sono stati poi ulteriori pestaggi sul ponte. Altri residenti intorno alle ore 23:15 hanno iniziato a sentire urlare
in piazza Giustinian, un noto spacciatore della zona, dopodiché una residente ha chiamato il 112 intorno alle 23:45 perché da una zona non definita, probabilmente la Riviera, si sentivano urla, si sentivano bottigliate, bidoni che venivano lanciati e sassi. Bottigliate, sassate, urla fino alle 4 del mattino, bidoni spariti, più di una chiamata alle forze dell'ordine. E dopo mezz'oretta che le cose sono spariti, poi sono arrivata la polizia, sono spariti, e dall'altra parte della cosa si sono ripestati di nuovo. Chi è che va a fare aperitivo dove vede risse di qua e di là? Perdi lavoro. Cioè perdi lavoro, tutti i negozianti, i baristi e i locali perdono. Ci sono un po' di individui che girano, magari si spostano, se ci sono le forze dell'ordine qui davanti, si spostano nella piazzetta dietro o le viuzze adiacenti e fanno comunque i loro traffici. Sotto gli occhi di tutti, di fatto. Sotto degli occhi di tutti, che penso con una certa rassegnazione guardano e tirano dritti. Se ci si mette di mezzo l'alcol, peggio ancora. Si vedono che con le bottiglie in mano tante volte che girano, poi gli animi si scaldano, visto anche le temperature, e poi succede quel che succede. Un presidio fisso delle forze dell'ordine, uomini in borghese, queste le richieste che residenti e commercianti avanzano alle istituzioni per l'ennesima volta. Qua in stazione delle Corriere è tremendo, perché ragazzini alle 6 di mattina che si fumano le canne, i vecchi là che bevono, fanno prima di andare a scuola. Il problema non è facile da risolvere, perché penso se ci sono le forze dell'ordine qua si spostano da un'altra parte e praticamente si sposta il problema. Cioè bisognerebbe impedire l'accesso alla città e non solo alla città di determinate persone. La somministrazione dei pasti continuerà in modalità da asporto. Siamo a Treviso, docce e bagni sono però stati riaperti. Piccoli passi e futuro incerto alla Caritas dopo l'aggressione con un coltello a un operatore della mensa che ha spinto il direttore Don Bruno Baratto a sospendere il servizio a tempo ancora indeterminato. Difficile fare previsioni, procediamo, dice, di giorno in giorno, ha detto Don Bruno a margine della presentazione del secondo bilancio sociale di Fondazione Caritas Treviso. Nel 2025 sono state 777 le persone che hanno usufruito dei servizi della Casa della Carità, oltre 24.000 cene e quasi 6.000 notti di accoglienza, in gran parte giovani uomini italiani per il 30%, di stretta attualità il tema dei giovani migranti che trovano rifugio al Park dal Negro. Era scomparsa nella giornata di mercoledì ed è stata trovata senza vita nelle acque del fiume Gorzone a Cavarzere. Il corpo dell'anziana, una 76enne di Rottanova, è stato ripescato dal fiume dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Uscita di casa in bicicletta, la 76enne aveva fatto perdere le sue tracce, silenzio che ha fatto scattare immediatamente l'allarme e le forze dell'ordine sono intervenute. Il suo corpo è stato recuperato nelle prime ore della giornata e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il cordoglio del sindaco Pier Francesco Munari alla famiglia ha detto il più sincero abbraccio. La Guardia di Finanza di Padova ha individuato e sequestrato 5 autobotti modificate usate per frodare famiglie e aziende agricole della Bassa Padovana durante la consegna di GPL a uso riscaldamento. Le bombole si riempivano, ma una parte del gas poi ritornava nell'autobotto e così gli ignari clienti tornavano a casa con quantità di GPL inferiori a quelle pagate. E questa è la frode nel commercio scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova, che ha individuato e sequestrato 5 autobotti modificate usate per frodare famiglie e aziende agricole della Bassa Padovana durante le consegne di GPL ad uso riscaldamento. Tutto è partito da un controllo di routine in un distributore di carburanti che vendeva GPL in bombole a prezzi oltremodo concorrenziali. Erano delle bombole di gas non certificate, ovvero sia il tappo sigillo non riportava la garanzia del produttore e quindi ci ha fatto capire che evidentemente provenivano, diciamo, da un mercato parallelo. Quindi siamo risaliti nella filiera ovviamente dell'acquisto, ci siamo imbattuti in un'azienda autorizzata sì al trasporto e al conferimento del GPL, ma non a quello ovviamente dell'imbottigliamento nelle bombole
del prodotto. Attraverso un bypass secondario azionato dall'autista grazie ad una leva nascosta veniva erogato meno gas GPL. 5 autobotti che avevano un meccanismo nella parte finale di distribuzione, di conferimento del prodotto, che era un po' alterato, nel senso che vi era una leva, quindi un bypass, che evidentemente poteva essere azionata all'occorrenza da chi poi conferiva il prodotto, che faceva di fatto ritornare una parte di questo prodotto nella cisterna e quindi creava un danno nei confronti del cliente, che ovviamente non si poteva accorgere perché il misuratore comunque gli dava il quantitativo apparentemente corretto, e quindi, ma in realtà ne acquistava di meno, e una parte ritornava per poter essere poi venduto su mercati paralleli. Il carburante sottratto veniva poi destinato a vendita in nero, riempendo abusivamente bombole di proprietà di altri operatori. 2 persone sono state denunciate per frode in commercio, appropriazione indebita, vendita di prodotti industriali e consegni mendaci e imbottigliamento abusivo di bombole di GPL. E torniamo alla clamorosa svolta nell'inchiesta sull'azienda Calearo. Il Tribunale del Riesame di Vicenza ha annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP nei confronti di Massimo Calearo e dei suoi figli. Vediamo. Colpo di scena nell'inchiesta sui finanziamenti pubblici alla Calearo Antenne. Il Tribunale del Riesame di Vicenza ha accolto le istanze presentate dagli avvocati Marco Dalben ed Enrico Ambrosetti, difensori di Massimo, Carlo Alberto ed Eugenio Calearo Ciman, e il manager Luca Corazza, annullando il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP all'inizio di maggio. La decisione è stata presa dal collegio della sezione penale composto dal presidente Filippo Lagrasta e dai giudici Laura Rigon ed Ettore Tisato. Il riesame ha disposto la restituzione dei beni sequestrati, immobili e conti correnti ai 3 ex amministratori della storica azienda di Isola Vicentina andata in liquidazione giudiziale. Si tratta di una svolta molto pesante nell'inchiesta aperta dalla Procura di Vicenza sui finanziamenti ottenuti dalla Calearo Antenne di Isola Vicentina, 7,5 milioni di euro attraverso Invitalia ed 1,5 milioni garantito da SACE. Ora però il riesame, come sempre avevano sostenuto gli indagati che si dicono innocenti, ribalta tutto, almeno sul piano cautelare patrimoniale. Sul punto l'avvocato Marco Dalben, legale dei Calearo, padre e figli, sottolinea. I miei assistiti hanno appreso con grande soddisfazione della decisione del Tribunale del Riesame ed ovviamente mantengono un approccio assolutamente collaborativo, la ferma volontà di chiarire le loro condotte e di spiegare come le stesse non abbiano integrato alcune ipotesi di illecito. E Ivano Tolettini ieri ha intervistato il Massimo Calearo, che è stato presidente di Federmeccanica e anche di Confindustria a Vicenza. I giudici hanno analizzato la cosa e hanno dato parere positivo, quindi per il momento, io penso per sempre, respiriamo, insomma. Sostanzialmente i soldi, il finanziamento pubblico era stato utilizzato, come voi avete sempre sostenuto, con i crismi della legalità. Assolutamente sì, ne eravamo sicuri, ne eravamo convinti, abbiamo anche tutte le dimostrazioni, quindi c'era una lettura che ci considerava delle persone, diciamo, poco serie, per non dire dei delinquenti, e noi invece in 70 anni di azienda siamo sempre stati ligi e verso le cose giuste, insomma. I fondi sono stati, abbiamo pagato alcuni fornitori, abbiamo investito in macchinari e abbiamo pagato le nostre consociate estere che lavoravano per noi, lavoravano per Renault, lavoravano per Peugeot, quindi era il pagamento di fatture tutto regolare, neanche un euro alla famiglia, ai soci, a nessuno. Così Massimo Calearo Ciman, vediamo a Padova stasera 2 manifestazioni contrapposte che si fronteggeranno nel centro della città. Francesco Rattai. Venerdì
Venerdì sera di tensione in centro. A Padova 2 manifestazioni contrapposte a pochi metri di distanza. Estrema destra in piazza Cavour e antifascisti in piazza dei Signori. 2 piazze che riportano alla memoria gli anni di piombo. Alle 20 si ritroveranno in piazza Cavour gli esponenti del Comitato Reimmigrazione e Riconquista legato al movimento di Casa Pound. In risposta il Centro Sociale Pedro ha indetto una manifestazione a cui hanno aderito molte realtà cittadine, con ritrovo alle 19 in piazza dei Signori. Nel mezzo le forze dell'ordine chiamate a gestire con un largo spiegamento di uomini e mezzi una situazione che si preannuncia ad alto rischio di scontri. Ancora un break pubblicitario con i nostri registi Francesca Pezzo e Edoardo Paris, a tra poco. Domani sera a Vigonza una passeggiata per ricordare Giada Zanola, la 33enne che era stata uccisa dal compagno Andrea Favero, che l'aveva lanciata dal cavalcavia dell'autostrada dell'A4 per inscenare un suicidio, un evento che è un'occasione per ricordare tutte le vittime di femminicidio. Partecipare portando un fiore per non rimanere in silenzio e per non dimenticare quanto accaduto a Giada e quanto purtroppo accade ancora a molte donne. A 2 anni dall'uccisione di Giada Zanola, il comune di Vigonza ha organizzato una camminata in ricordo della 33enne uccisa proprio la notte del 29 maggio 2024. In carcere, condannato 2 settimane fa in primo grado all'ergastolo, c'è l'ex compagno Andrea Favero che l'ha uccisa gettandola dal cavalcavia sopra la 4 per simularne il suicidio. La camminata partirà alle 20 dal municipio di Vigonza, arriverà in piazza Zanella. Tutta la cittadinanza è invitata a portare un fiore che verrà lasciato sulla panchina rossa nel viale dietro piazza Zanella. Un fiore per ricordare Giada, ma anche tutte le donne vittime di violenza. Servizio di Valentina Visentin. Al via domani il Giugno Antoniano 2026, calendario di eventi che accompagna i fedeli alla festa di Sant'Antonio. Si parte con la prima assoluta, la preghiera che mi resta del duo Mirandola e Marchesini, e dal 3 giugno la mostra di presepi e diorami francescani. Nel segno di San Francesco e del forte legame con Sant'Antonio si apre il Giugno Antoniano, un avvio in musica per l'edizione 2026 che festeggia i 20 anni della rassegna dedicata al Santo di Padova. All'oratorio di San Giorgio si comincia con il duo Vasco Mirandola e Sergio Marchesini, con la prima di La preghiera che mi resta. Piano piano proporrà a tantissimi cittadini di Padova e non solo iniziative anche rivolte a valorizzare la Basilica, a momenti di preghiera, ad altri momenti musicali. Quest'anno il Giugno Antoniano è dedicato all'8° centenario della morte di San Francesco e per questo dal 3 al 7 giugno sarà aperta al Santo, nella Sala Bonaventura, una mostra di presepi e diorami francescani. Vogliamo guardare a Sant'Antonio proprio come a un frate francescano che tra gli altri ha brillato sull'ispirazione e sul carisma di San Francesco d'Assisi. E poi invece per quanto riguarda il Giugno Antoniano, quest'anno giunge alla 20ª edizione, quindi anche questo è un bel anniversario, che ha visto in questo ventennio collaborare oltre ai frati della Basilica, la delegazione, il comune, tante altre associazioni, tanti volontari, tante iniziative di carattere culturale, devozionale e musicale. Gli ospiti di questa sera a Focus, un elenco ancora incompleto: Fabiano Barbisan, Valente Chierigato, Michele Favero e Vivian Moro. Stasera condurrà Filippo Fois, perché io sarò a Noventa Padovana per la presentazione del libro Focus, storia, retroscene segreti di un torto di successo di Piazza Editore. Ci saranno anche Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, Giustina Regnier, che ieri sera era a Focus, Luciano Dorella, presidente del 16° Reggimento Treviso 1797, e poi ovviamente tutti coloro che vorranno partecipare alle 20:45 Villa Valmarana, via Valmarana 10 a Noventa Padovana. Vi aspettiamo, grazie. E saluto i nostri registi Francesca Pezzo e Edoardo Paris. Buona giornata, arrivederci.